Noi andremo a Castellammare a cercare di fare questi 3 punti che ci danno la matematica posizione come terzo posto e cercheremo insomma di arrivare così perché sappiamo che dà un vantaggio. Loro sono una squadra che gioca molto sull'aggressività, sulle seconde palle, poi hanno Marco Sau che è un grosso attaccante, altri giocatori come Erpen che è stato qui, che lo conosciamo benissimo, insomma sono pericolosi sicuramente davanti. No, abbiamo ancora questa partita da fare che come ho detto prima è molto importante, quindi abbiamo fatto il nostro lavoro, quello che facciamo di solito durante la settimana. Ma sicuramente poi insomma, i playoff ti danno quell'adrenalina in più che ti fa anche passare un po' la stanchezza, anche se insomma, sappiamo che il campionato di B è molto lungo e duro, quindi insomma, forse era meglio avere una settimana in più, però non si può fare, quindi accettiamo così. Probabilmente tenendo la massima serenità e concentrazione, anche se non sarà sicuramente facile, poi molto insomma, sarà anche come andrà la partita per gli episodi, dai. Comunque noi arriveremo pronti sicuramente. Bisognerebbe chiedere a loro il motivo perché vogliono incontrare noi, visto che non credo che abbiano fatto. La Sampdoria ha fatto un gol, il Varese zero, quindi non so. Il motivo lo dovranno spiegare loro. Avrebbe inciso comunque sia in tutto l'arco del campionato, perché noi abbiamo fatto forse 10 punti in più della Samp e 9 del Varese tuttora, quindi non so, magari per loro incide, per noi no. Probabilmente chi vuol giocare con tanto pubblico contro poco pubblico avrà dei vantaggi, non lo so, noi comunque abbiamo sempre giocato con poco pubblico, poco ma buono, continuiamo così e speriamo di finire come abbiamo iniziato la stagione.